Alla fine intervento l'onorevole Zuncheddu. Grazie Presidente. Questa proposta di legge è arrivata così sui nostri banchi circa un'ora fa. Devo dire che con grande stupore noto che le forze politiche che firmano la proposta di legge, quindi su disposizioni concernenti la Carbosulcis SpA, si rifanno a una normativa piuttosto datata, nel senso che si rifanno a un regio decreto 29 luglio 1927, quindi numero 143, norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno. Quindi col fine di affidare alla Carbosulcis SpA le attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraghe Figus. Allora, questa proposta di legge palesemente sta sostenendo una politica energetica tardo-ottocentesca, massimo dei primi del Novecento, quindi una politica energetica che oggi è fuori da ogni logica e quindi continua a mettere al centro dell'attenzione il carbone. Ora, l'unica logica comprensibile è che forze politiche conservatrici si rifacciano a una politica energetica dello scorso secolo. Quindi mi chiedo come mai non si fa alcun riferimento all'ultimo accordo della Carbosulcis sullo stoccaggio delle ceneri di carbone dentro la miniera di Nuraghe Figus. Quindi voglio ricordare l'accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e Enel, quindi per lo smaltimento delle ceneri della centrale a carbone, nonché del carbone importato, quindi con costi esorbitanti e la perdita, meglio direi lo sperpero, in 10 anni di ben 400 milioni di euro. Quindi al comma 3 dell'articolo 1 della legge, dove recita la Regione ai sensi degli articoli 107, 108 e 109, nel trattato sul finanziamento dell'Unione Europea provvede alla comunicazione alla Commissione Europea. Allora, ritengo importante ricordare anche su questo comma che si vuole percorrere una strada già percorsa e che ha visto la Commissione Europea mettere sotto infrazione la Carbosulcis proprio per i 400 milioni di euro sperperati. Mi chiedo perché si vuole continuare a insistere su una strada che si è già rivelata fallimentare. Presidente, c'è chiasso perché la discussione non interessa, perché le decisioni vengono prese prima, è ovvio. Comunque voglio ribadire che questa proposta di legge parla di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraghe Figus in modo improprio e ingannevole, visto che l'unico uso che si vuole fare della miniera è quello dello stoccaggio delle ceneri del carbone locale e di importazione. Quindi è palese che il destino della nostra miniera non sia quello di della sua messa in sicurezza, ma è quello della sua trasformazione in ennesima discarica. Per cui tengo anche a ricordare che questa miniera, a differenza delle miniere di salgemma della Germania, non è a tenuta stagna, per cui sarà un nuovo dramma sul fronte dell'inquinamento ambientale. Per cui io invito i colleghi anche a ricorrere a una chiave di lettura di queste proposte che tenga conto del rispetto anche dell'ambiente. Poi bisogna sempre dire la verità. Lo stoccaggio delle ceneri di carbone, questo è l'obiettivo numero 1 e non è certamente quello della messa in sicurezza della miniera. Grazie.